oggi è sabato 24 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:24. La luna sorge alle 2:31 e cala alle 16:21. Oggi si festeggia San Giovanni Battista. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il suo numero fortunato è il 5, il colore è il giallo, la pietra è il topazio e il metallo l'oro. Ecco a voi un consiglio per domare le chiome selvagge. Frizionare energicamente i capelli con una spazzola di setole di cinghiale per renderli più disciplinati. Setole di cinghiale? Sul serio? Ma che è una tecnica da Jurassic Park? No, per soluzioni meno preistoriche, meglio affidarsi a balsami e maschere studiate apposta per capelli crespi. Sono 86 le candeline per Renzo Arbore. È considerato uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo. Showman, attore, regista. Ha dato vita all'Orchestra Italiana. Sono entrate nella storia della TV italiana le sue trasmissioni Quelli della notte e Indietro tutta. È stato anche talent scout di personaggi di primo piano come Roberto Benigni e Nino Frassica. Festeggia a 36 anni il calciatore argentino Lionel Messi, spesso paragonato al connazionale Diego Armando Maradona, ritenuto uno dei più forti giocatori di tutti i tempi. Dopo 21 anni al Barcellona, nel 2021 ha annunciato il suo passaggio al Paris Saint-Germain. La Pulce, questo è il suo soprannome, ha vinto ben 7 volte il Pallone d'Oro. Ha annunciato che chiuderà la sua carriera nell'International di Miami. Infine oggi compie 92 anni il giornalista siciliano Emilio Fede. Chiacchierato e criticato cronista televisivo, è stato direttore del TG1, di Studio Aperto e del TG4. Il 28 febbraio del 1977 è stato il primo conduttore di un'edizione a colori del telegiornale. Un grande intuito per il talento e gli affari ha permesso a Ambroise Vollard, un mercante d'arte, di scoprire il giovane Pablo Picasso. Il 24 giugno del 1901 ha organizzato la sua prima mostra a Parigi. I dipinti sono stati venduti a prezzi incredibilmente bassi, ma in poco tempo hanno raggiunto un valore straordinario. La collaborazione con Vollard è stata fondamentale per Picasso, che è diventato uno dei più grandi maestri della pittura del XX secolo e il principale rappresentante del cubismo. Sapete perché si dice fumare come un turco? Il detto è nato nella seconda metà del XVI secolo, quando in Turchia regnava un pascià estremamente severo nei confronti di tutte le persone che fumavano tabacco e bevevano caffè. Alla sua morte le persone non furono più perseguitate e iniziarono a bere caffè e fumare in modo eccessivo. E ora sentiamo i consigli stellari di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna e Saturno non vanno d'accordo. Un'opposizione tra Pesci e Vergine influirà un po' negativamente su questi due segni zodiacali e su Sagittario e Gemelli. Vediamo i 12. Ariete. Opterete per un weekend un po' discosto per i fatti vostri, un po' come la situazione astrologica che vi lascia esenti dai giochi un po' pericolosi di Saturno e Luna, quindi nessun calo di energia, ma conservatela con parsimonia e spendetela con chi di dovere. Toro, la vostra è una situazione oggi da punto di talete, ovvero rispetto all'opposizione generatasi tra Saturno e Luna, potete godere del vostro Giove che ottimizza una situazione un po' complicata che potrebbe volgere assolutamente al meglio. Sfruttatela bene. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata molto complessa, proprio perché Saturno e Luna vi bombardano di quadratura e probabilmente qualcosa che vi mette un po' in difficoltà o una notizia che sconvolge un po' i vostri piani. Cercate comunque di farvi forte della vostra enorme capacità di reagire immediatamente alla difficoltà, facendovi venire una brillante idea. Cancro, la vostra è una posizione come per il Toro ottimale rispetto a questa posizione, proprio perché anche per voi riuscite a trarre il meglio da una situazione sentimentale che sembra un po' traballante e che vede già l'avvicendarsi di un altro amore nelle vostre vite. Leone,
La giornata di oggi è ancora un po' elettrica, Urano sollecita Marte e Venere in una maniera un po' antipatica e Luna e Saturno non vi aiutano di certo. Oggi energie basse, per cui vi si consiglia di stare un po' più attenti a voi, alla vostra forma fisica, alla vostra tutela personale, non impelagatevi in discussioni o dispute. Vergine. Oggi è una giornata molto complessa, la Luna è ospite nei vostri gradi, gode di un appoggio di Mercurio, ma non basterà a sovrastare un Saturno che esige da voi risposte, tempi, scadenze e forse qualche alterco al lavoro o per motivi di lavoro. Bilancia. La giornata di oggi vi lascia abbastanza esenti dai giochi planetari, per cui tendenzialmente vi rimane un Mercurio amico con cui potete comunicare e potete relazionarvi bene. Scorpione. Oggi la Luna è vostra amica, ma non se la vede bene con l'opposizione con Saturno, quindi forse una retrospettiva su qualcosa del passato di sentimentale potrebbe oggi pervadervi un po'. Sursum corde, non è il momento di reiterare soprattutto cose del passato che ormai sono superate. Sagittario. Complicata per voi la giornata perché Saturno e Luna sono vostri nemici, meno male che il Sole ha finito la sua opposizione, per cui vi rimane abbastanza ottimismo per rendervi conto che forse un ciclo della vostra vita è finito e che ne dovrete abbracciare un altro. Forza, nuove avventure. Capricorno. Oggi godete di un Saturno e di una Luna assolutamente amiche, ma in conflitto tra di loro, il che potrebbe portare a una decisione importantissima nel lavoro che avete a lungo rimandato e anche un taglio doveroso che dovreste fare. Non sforzatevi di controllare i vostri sentimenti più di tanto, è totalmente inutile, il cuore è già partito. Acquario, una giornata che vi lascia esente dai giochi planetari di Saturno e Luna non proprio congeniali. Vi ricordo che però Saturno è anche uno dei vostri pianeti, per cui la posizione lunare potrebbe mettervi un po' giù di corda per quello che riguarda il passato o la vostra attitudine sentimentale. Oggi forse un po' di senso di nostalgia. Pesci. La giornata di oggi è molto complessa perché Saturno e Luna in opposizione tra voi e Vergine determinano un calo di energia nello zodiaco. I vostri recuperi vi verranno costituiti da Giove, ma forse un senso di solitudine si potrebbe impadronire di voi. John Isner e Nicolas Mahut hanno giocato per 11 ore e 5 minuti, spalmati su 3 giorni, dal 22 al 24 giugno del 2010. È stata la partita più lunga della storia del tennis professionistico e si è disputata a Wimbledon. Il proverbio inglese "You can't make an omelette without breaking a few eggs" si traduce come "non si può fare una frittata senza rompere qualche uovo". Aspettate, ve lo dico in siciliano perché è ancora più chiaro. Cu mangia fa muddichi. Insomma, quando si fa qualcosa di importante è normale commettere degli errori lungo il percorso, fa parte del gioco, capito? Con non fa niente non spaglia niente. Seguiteci sul canale Sicilia Play su YouTube per non perdere nemmeno un episodio dell'Almanacco. Il capitano Giovanni Caboto sogna di scoprire mari inesplorati, preziose spezie e opportunità commerciali. Così si imbarca in una grande avventura e cerca una rotta per raggiungere l'Asia, senza sapere l'esistenza dell'America. Parte a maggio, affrontando l'Atlantico con nebbie, freddo e temperature estreme. Arriva in Canada, pensando di essere in Asia, e pianta la bandiera inglese per reclamare il territorio. L'anno successivo, con suo figlio, tenta di raggiungere il Giappone, ma non ha successo e le sue tracce si perdono. Come Colombo, Caboto sperava di trovare una nuova rotta, ma invece ha scoperto il nuovo mondo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Alcune persone non impazziscono mai. Che vite davvero orribili devono condurre. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco.